proprio dal nostro territorio veneto, grazie anche all'incontro, alle discussioni, al dibattito che ci sarà questa mattina tra alcuni dei nostri rappresentanti, sindaci e amministratori locali, si possa arrivare a definire nel pomeriggio, dopo i 4 gruppi di lavoro, quelle che sono le proposte del Partito Regionale Veneto sui temi usciti dall'ultima Assemblea Nazionale, però con una connotazione territoriale molto forte, molto specifica, proprio per dare indicazioni alle genti dei nostri territori. Io vado verso la conclusione di questo brevissimo intervento ricordando come soffriamo non soltanto a livello nazionale ma anche a livello regionale di una crisi almeno parziale per quanto riguarda il nostro Partito Democratico. E voglio dire in maniera molto chiara che noi non ci dobbiamo mettere a rincorrere a destra o a sinistra l'uno o l'altro chissà chi. Credo che sia fondamentale che il Partito Democratico abbia un proprio progetto a livello territoriale, a livello nazionale, che non debba pensare in prima battuta e subito a chissà quali alleanze, ma deve pensare a un proprio progetto alternativo rispetto al governo della destra. Noi siamo un partito che ha delle, si dice, risorse, non è per usare la solita espressione, ma risorse personali fortissime, molto importanti, e queste risorse noi dobbiamo utilizzarle proprio per creare, per tornare ad essere punto di riferimento in prima battuta della politica locale e della politica nazionale. È vero che ogni tanto assistiamo, leggiamo dai giornali in maniera forse anche antipatica qualche volta, a qualche defezione dal nostro partito. Io ho ricevuto in questo periodo mail, segnalazioni, telefonate da parte di persone non soltanto che cercano, pochissime per fortuna, che cercano di scappare verso il centro, verso la destra, ma io ho sentito e mi faccio portatore anche in questa sede di sentimenti, di difficoltà, di tensioni, di preoccupazioni anche verso la sinistra del nostro schieramento politico, perché la sensibilità particolare che si nutre per il mondo del lavoro, per la situazione della crisi economica, nei confronti di chi è di meno, di chi è più debole, è un sentimento forte del nostro partito che ci deve caratterizzare. Quindi noi dobbiamo pensare a rinforzarci noi come Partito Democratico, gli altri devono guardare a noi dobbiamo fare il nostro progetto e chi ci vuole stare poi con questi si ragionerà assieme. Non rincorriamo l'uno o l'altro. Allora, prima di concludere e augurarvi buon lavoro, 2 comunicazioni di servizio. Mi hanno chiesto, in quanto Presidente dell'Assemblea regionale lo faccio molto volentieri, di far presente che gli amici, le amiche, compagni e compagni della CGIL non sono per la gran parte presenti perché in contemporanea, oggi a Roma c'è la manifestazione nazionale, come sappiamo, sui temi ben noti che riguardano, che cercano di riportare al centro il mondo del lavoro, dei diritti, cercano di parlare di giustizia sociale per uscire dalla crisi, per dare un'idea di diversa politica economica e sociale. Con queste idee, con questa impostazione, con questa sensibilità per il mondo del lavoro, come Partito Democratico direi che siamo in coerenza, in adesione rispetto a questi che sono i principi fondamentali della nostra linea politica. Ultima cosa riguarda il mondo, quello che saranno i gruppi di lavoro, nel senso che poi alla fine di questa prima fase ci sono le varie sale organizzate per quanto riguarda gli argomenti che sono stati tratti dall'indicazione dell'Assemblea Nazionale. Il gruppo di lavoro e coloro che si sono iscritti per quanto concerne la scuola si potranno fermare qua, mentre il gruppo sull'immigrazione e l'integrazione usciranno da questa sala e c'è la sala sulla sinistra, e poi quelli per la questione del lavoro lo stesso usciranno e ci sarà in fronte una sala che li accoglierà. Chi ragionerà e discuterà di fisco e autonomie uscendo da questa sala troverà una sala a destra. Quindi auguro in conclusione buon lavoro a tutti quanti e ci ritroveremo per discutere, dopo aver affrontato queste tematiche specifiche, nel primo pomeriggio, subito dopo la brevissima pausa pranzo. Buon lavoro, siamo un partito forte, siamo un partito che deve tornare a essere punto di riferimento. Gli altri devono guardare a noi. Grazie.